Come preparare un'azienda sanitaria all'avvento dell'intelligenza artificiale, quale contributo darà e soprattutto cosa deve restare umano e cosa possiamo affidare alla robotica? Sono gli interrogativi di partenza che hanno riunito a Padova esperti internazionali. La rete ospedaliera territoriale deve essere pronta ad affrontare queste sfide e fare i conti spesso con la carenza di personale medico, ma al tempo stesso la necessità di alta specializzazione, come spiega il direttore dell'USL 6 Euganea che ha promosso l'evento. Quello che ci siamo resi conto e che dobbiamo assolutamente fare oggi è che ci sono degli aspetti, direi 3, che devono essere comunque, abbiamo il dovere di andare a sviluppare adesso. Uno è quello dei dati, cioè bisogna riuscire ad avere appunto e a costruire un sistema di dati nel rispetto, nella privacy, nell'eticità eccetera, che sia sicuro. La seconda cosa che è collegata a questo, quando parlo di dati, è che questi dati devono essere non solamente legati alla lettura del bisogno, cioè di quello che un cittadino ha, ma anche avere dati ben chiari sulle risposte che il sistema dà. Parallelamente della cosa che stiamo facendo è la formazione continua, la formazione a tutti i livelli. Le strutture sanitarie devono farsi trovare pronte anche dal punto di vista delle sedi per garantire l'accoglienza delle strumentazioni e agevolare i pazienti. La transizione tecnologica non può avvenire in modo improvvisato e un ospedale deve essere adeguato. L'evento si inserisce nell'ambito del World Health Forum Veneto e tra gli interventi c'è stato anche il presidente del comitato scientifico, il professor Giorgio Palù. È importante chi interroga e chi pone la domanda. Quindi io oggi ho parlato soprattutto di come viene utilizzata in ambito della biomedicina, cioè della medicina oggi di precisione, e in ambito scientifico. In ambito scientifico la grossa rivoluzione è stata che ci permette di interpretare quello che ancora non sappiamo del genoma umano. Tutto questo mentre è stato avviato l'iter legislativo per l'approvazione di un disegno di legge che regoli l'uso dell'intelligenza artificiale, soprattutto in medicina, che debba tener conto anche di aspetti etici. Si ritiene che l'etica possa giocare un ruolo importante in questa materia, proprio per le caratteristiche che ha. Far leva sulla responsabilità dei soggetti ed essere più dinamica e capace di seguire l'evoluzione delle cose.